Lodevole questa iniziativa di Confagricoltura di sostenere l'ordine dei prodotti del territorio da casa, quindi riceverli a casa. Privilegio per noi di AS Veneto sostenerla e comunicarla. Nello specifico ne approfittiamo per introdurre qualche argomento, qualche approfondimento. Ecco, quindi parleremo adesso delle rive, Conegliano, Valdobbiadene, Proseguo Superiore, rive di Collalto. Ce l'ha recapitato l'azienda Borgoluce, che non è solo un'azienda vinicola, è una tenuta di ben 1000 ettari, con pascoli, campi, vigneti, produzione di vini, carni, salumi, latticini, farine e olio e anche noci. Ma parliamo delle rive. Rive è l'espressione particolare della denominazione Conegliano Valdobbiadene. Equivale a dire cru in altre denominazioni mondiali. Rappresenta un singolo vigneto, sono ben 43 le rive, vanno da Valdobbiadene a San Pietro, a Stefano di Barbozza fino a Vittorio Veneto, Ogliano, piuttosto che Carpesica. Hanno tutte una pendenza importante, il 40%, obbligano al lavoro manuale. Hanno un'esposizione perfetta e un drenaggio altrettanto perfetto. Terreni particolari e molto spesso vigneti decennali. Esprimono quindi particolarità, tipicità. Andiamo all'assaggio, scopriamo queste rive di Collalto. È un avamposto quello del Conegliano Valdobbiadene che si rivolge più verso la pianura. È un 2018, un brut da residuo zuccherino molto basso, potremmo dire extra brut. La parte agrumata è sempre ben presente, si esprime con lime, ha però delle belle note quasi candite, è un po' ammagliante, coinvolgente. La beva è fresca, dissettante, come vuole l'ottimo Conegliano Valdobbiadene. La parte sapida è particolarmente piacevole. Stuzzica appunto questa acidità che io vado ovviamente ad abbinare a questo salame di suino, immaginandomi un bel picnic giù qui in giardino con i miei cari. Porteremo giù anche un po' di noci, vediamo, proveremo poi l'abbinamento con un po' di pane. Brindo comunque alla vostra.